Se il governo nazionale va avanti fino alla prossima primavera-estate, non c'è dubbio che noi dobbiamo attrezzarci per votare prima, cioè in autunno prossimo, e metteremo in essere le condizioni perché ciò avvenga. Lo scrive nel suo blog il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, ribadendo quanto affermato ieri, e chiarisce che si tratta di una scelta tutta politica che non ha niente a che fare con la sua vicenda giudiziaria, sulla quale renderà conto in maniera il più possibile obiettiva all'Arso il prossimo 26 aprile. Se il governo nazionale va avanti fino alla prossima primavera-estate, non c'è dubbio che noi dobbiamo attrezzarci per votare prima. Questo prima non può che essere l'autunno prossimo, e metteremo in essere le condizioni perché nell'autunno prossimo si vada a votare. E questa è una scelta politica. Vicenda giudiziaria è una storia a parte. Di quella ho parlato, parlerò rendendo conto in maniera, come dire, molto per quanto possibile obiettiva ai parlamentari il 26 all'Assemblea regionale siciliana, e poi non c'è dubbio, questo senz'altro, come è doveroso e giusto che sia, cercherò di dedicarmi pienamente alla mia difesa, cosa che fino ad oggi non ho fatto assolutamente. Purtroppo non me ne sono occupato per niente, e come per la salute, laddove si dice che ognuno è il migliore medico di se stesso, con tutto il rispetto per i medici, così anche con tutto il rispetto per gli avvocati, ciascuno è il migliore avvocato di se stesso, perché nessuno come noi stessi conosciamo quello che è capitato attorno a noi e quello che abbiamo fatto nella nostra vita.